Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere in studio Daniele Meneghin, cantautore trevigiano, da Vazzola. Buongiorno, salve a tutti, grazie dell'invito. Altrettanto. Allora, è in rotazione, è presente sulle migliori piattaforme musicali, il suo ultimo brano, probabilmente tra poco lo vedremo, Sì. terzo singolo di un disco che uscirà, di un CD che uscirà nei prossimi mesi, CD, insomma, se ancora si chiama così. Una volta si chiamavano album, poi sono diventati CD, adesso non so più come chiamarli. Un lavoro musicale. Un lavoro, ecco, questo già dimostra la concretezza del nostro ospite, poi avremo modo di parlarne. Devo dire che, tra l'altro, è arrivato al quinto disco. Sì. E hanno generalmente dei nomi, devo dire, molto curiosi. Quello di cui parleremo oggi, diciamo, il CD si chiama Gesto Atletico, ma in precedenza Daniele Meneghin è uscito con Bertoldo si confessa ridendo, Sì. Animali, uomini e occasioni. Sì, mio. Devo dire che hanno tutti una loro poesia. E poi lo slogan con cui insomma viene presentato il suo ultimo lavoro è "Scrivo canzoni perché non riesco a farne a meno". Esattamente. Traduciamo cosa significa. Quando scappa da scrivere? Sì, guarda, scappa è proprio la parola giusta. Ci sono dei momenti in cui accumuli pensieri, magari accumuli tensioni, magari accumuli del vissuto, che ognuno di noi ha un sistema per esprimerlo o per sfogarlo, che può essere, non so, far la corsa, andare in palestra, sfogarsi in qualche modo. Il mio, naturalmente, fin da sempre, è stato scrivere delle canzoni. E fa conto che io ho iniziato a scrivere le canzoni ancora prima di iniziare a studiare la musica. Quindi quando ero piccolissimo inventavo delle sigle dei cartoni animati. Quindi ho sempre avuto questa voglia, questo bisogno, questa capacità di giocare con le parole e metterle in musica. Il brano che tra poco vedremo si chiama, di cui vediamo il videoclip, si chiama Probabilmente. Poi mi pare ce ne sia un altro che Io sono perplesso. Sì. Giusto? Sì, ti vedo perplesso. Ti vedo perplesso. Voglio dire, è una fase della vita con poche sicurezze. Beh, sicuramente. La stiamo vivendo tutti e tutti cerchiamo di affrontarla nella miglior maniera possibile. Queste due canzoni sono anche così l'evidenza di quello che abbiamo detto prima. Specialmente Ti vedo perplesso è stato un ragionamento, uno sfogo ragionato del periodo che stiamo vivendo, quindi io non ci ho capito niente. Quindi è un vedermi allo specchio e dirmi, beh, ti vedo perplesso. Potremmo definire Daniele Meneghin un cantautore pop? Beh, sì, nell'accezione popolare del termine sicuramente sì. Perché nel video, adesso lo chiamo, c'è La La La, che poi voglio dire Sì. anche nel testo evidentemente. Cosa rappresenta La La La? Che è voglio dire, la quintessenza della musica leggera. Ecco. Sì, esatto, è stato proprio messo apposta, nel senso che la canzone dice io posso dire quello che voglio nella canzone, poi in fin dei conti tu ti ricordi, tu ascoltatore, principalmente canti la 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 la, che non è neanche detto che sia un male, nel senso che la canzone deve comunque servire a qualcosa, se almeno serve anche a svagarsi o a sorridere minimamente anche a livello mentale, ben venga. L'abbiamo introdotta, se la regia agevola il trailer, vediamo Grazie. il videoclip. Probabilmente ti ho visto solo un dito, quello che indicava il mio passaggio. Probabilmente mi sono anche abbassato, cammino spesso gobbo. Probabilmente è solo un gesto, averti dato il mio tempo in dono. Probabilmente il mio tempo ha tempo, solo se lo suono. E scrivo ancora le canzoni, ma adesso cerco di farle meglio. Voglio che il testo ti sia chiaro, ho una procedura per evitarti lo sbadiglio.
probabilmente non c'entra niente. La 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 la. Probabilmente sì, ho paura della gente che fa la 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 e che ti ringrazio a fare. Adesso vorrei trovare cosa vorrò mai dire con questa canzone, perché tu mi conosci molto bene. La 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 la. Probabilmente ti ho mostrato solo il dito, quello medio al mio passaggio. Probabilmente ho anche riso, ho le fossette anche adesso, che scrivo ancora le canzoni, e per certo adesso so farlo meglio. Voglio che il concetto ti sia chiaro, chi se ne frega di ogni tuo consiglio. Probabilmente non c'entra niente. La 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 la. Quante canzoni hai scritto che ti danno la patente per giudicare? Probabilmente non ascolti neanche, ma ti piace solo il mio la la la. Probabilmente per te questa canzone non vale niente, per me è mia, per me è mia. La 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 la. Insomma, complimenti anche ad Alessandro Cracolici, che è il regista Sì. di questo videoclip. Allora, il nostro ospite viaggia sull'asse Bazzola-Milano e quindi anche la possibilità, insomma, di darci un giudizio sulla fase musicale che si sta vivendo. Per capirlo fino in fondo, lui si definisce un polistrimpellista. Un polistrimpellista, che mi pare una gran bella definizione, molto umile. Beh, umile, penso sia molto evidente, nel senso che i musicisti sono persone che dedicano la vita a uno strumento. Io so prenderlo in mano, però dedicarci delle ore al giorno è un'altra roba. La musica in generale, io non me la sento di dare giudizi, dico solo che la musica è figlia del tempo e certo certo tipo di musica, figlia del tempo perché? Perché poi la musica diventa anche uno strumento per portare a casa del pane e a quel punto là devo vendere quello che mi comprano. E bene e male non sta a me dirlo. Che non è la scelta di Daniele Meneghin? No, io faccio la mia musica finché ne sono orgoglioso. Dico, una canzone è finita quando a me comunica qualcosa e mi dà delle emozioni. Poi se dà delle emozioni anche ad altri, ben venga, però non è proprio il mio obiettivo primo. E questo appunto mi porta a lavorare spesso, a collaborare con l'adesiva discografica, nello specifico Paolo Iafelice, che è il titolare dell'etichetta e dà una mano a molti artisti per cercare di migliorare la propria produzione. Quindi quasi un approccio da scrittore, perché sono gli scrittori che generalmente scrivono perché ne hanno bisogno per se stessi, insomma. La scrittura è quasi un po' una sorta di autoanalisi. Sì, esattamente. Io dico sempre che ci sono cose che dico nelle canzoni che magari non ho coraggio di dire verbalmente, in una normale disquisizione. Ecco, sono canzoni che si scrivono di getto o sono ponderate? Beh, l'idea è sempre di getto. Poi alcune, tipo probabilmente penso di averla scritta in 10 minuti fatta finita. Poi vabbè, c'è tutta la lavorazione,
Però la prima stesura è sempre di getto, cioè l'idea è sempre un'idea di getto e poi in base anche al tempo che riesco a dedicarci viene sistemata. Capita per una persona che ha un approccio così scritturale di trovarsi diverso alla fine del processo creativo? Cioè si inizia a scrivere la canzone con uno stato d'animo e alla fine invece Sì. dice, boh, guarda com'ero. Sì, capita anche perché noi siamo diversi ogni secondo che passa e soprattutto almeno da parte mia non ho tutta questa memoria e quindi non riesco bene a ricordare chi ero ieri. Faccio fatica a immaginare chi sarò domani, quindi sono molto legato al presente. Sì, anche perché poi durante il processo creativo della scrittura io tengo molto a conto anche il saltellamento delle parole, cioè anche la parola musicalmente ha un senso, quindi magari poi mi porta da altre parti, può essere benissimo. Come mai questa scelta di uscire con singoli e poi alla fine la raccolta? Questo è un Generalmente po'... fanno il contrario, prima scrivono col CD e poi lanciano i singoli. Sì, questo è un po' diciamo una prova figlia del tempo, quindi dare alla distribuzione di oggi, che poi sono i social o le varie piattaforme, dare così a livello temporale delle pillole per poi arrivare al lavoro finale. Per concludere, questo CD segna una svolta verso l'elettronica, anche questa è figlia del tempo. Sì, questa è figlia del tempo e anche di una curiosità mia. Io sono comunque, resto comunque molto legato ai musicisti, al suonare uno strumento, al sentire la corda che vibra. Però mi piace molto anche sperimentare e trovo che nell'elettronica, certo non è una cosa nuovissima, è una cosa nuova per me, però già visto anche il periodo e ricordiamolo il grande Battiato già negli anni 70 scriveva Pollution e Pollution era solo elettronica e è un modo diverso che funziona, che dà delle emozioni, a me è piaciuto molto. Per concludere con una provocazione, ma va a vedere quante persone si scaricano il brano o non? Non è cosa. Non ci vado tutti i giorni, ma insomma sì, ci vado, quindi se vi piace scaricatelo ben volentieri. Grazie a Daniele Meneghin, polistrimpellista, perché devo dire veramente tanto carina questa definizione, cantautore trevigiano, presente sulle migliori piattaforme musicali con Probabilmente, che è il terzo brano di un CD che uscirà prossimamente, no probabilmente. Prossimamente. Grazie mille. A voi, alla prossima. Arrivederci. Ci si vede.